Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. 3 arresti per voto di scambio a Palermo. C'è anche l'ex consigliere di Fratelli d'Italia Mimmo Russo. Avrebbe messo a disposizione dei mafiosi soldi, buoni benzine e generi alimentari da distribuire agli elettori. Emergenza idrica, nasce la cabina di regia regionale, servirà ad accelerare gli interventi per fronteggiare la crisi. Intanto i cittadini di Giardini Naxos da 3 mesi sono senza acqua. Droghe e armi nel quartiere Librino di Catania, lo spaccio è nelle mani del clan Arena, anche 2 donne fra i destinatari delle misure cautelari. Cos'è la cocaina rosa, la nuova droga dei salotti, che costa di più ma è diffusa anche tra i giovani? In viaggio dalla Colombia a Caltagirone, nel catanese, per essere avviata alla prostituzione, scoperto un giro di squillo gestito da 2 donne colombiane. Caro benzina, dopo 6 mesi di tregua tornano a salire i prezzi dei carburanti. Oggi un pieno costa 7 euro in più rispetto all'inizio dell'anno. Calcio, rischio play-out sempre più concreto per il Catania. In vista del derby contro il Messina, il vicepresidente Grella chiama a raccolta i tifosi. Arrestato per concorso in associazione mafiosa e voto di scambio Mimmo Russo, noto politico palermitano, esponente di Fratelli d'Italia e referente dei precari. In cambio di voti dava soldi, buoni pasto e faceva assumere gente vicina a Cosa Nostra. Marco Gullà. L'accusa è di quelle gravissime: essere stato costantemente a disposizione di Cosa Nostra. In manette Mimmo Russo, noto politico palermitano, ex consigliere comunale ed esponente di Fratelli d'Italia. Russo è stato sempre lo storico referente dei precari palermitani. È accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, voto di scambio politico mafioso, concorsi in estorsione aggravata e concorso in corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. L'inchiesta è stata coordinata dalla DDA di Palermo, guidata dal procuratore De Lucia. Assieme a Russo sono indagati Gregorio Marchese, definito dal GIP la costola del politico e figlio dello storico killer della famiglia mafiosa di Corso dei Mille, Filippo Marchese, e poi il consulente d'azienda Achille Andò. Russo aveva un contatto stretto con Cosa Nostra, favori in cambio di sostegno elettorale. In cambio Russo avrebbe promesso e dato posti di lavoro a uomini di mafia, ai loro familiari o a persone da essi indicati entrati nell'orbita di cooperative e associazioni finanziate con fondi pubblici. Russo avrebbe messo a disposizione dei mafiosi soldi, buoni benzina e generi alimentari da distribuire agli elettori. Altre volte avrebbe promesso la sponsorizzazione delle feste di quartiere. Un altro capitolo dell'inchiesta riguarda la presunta ingerenza di Russo nella SIPET, la società che ha rilevato la gestione dell'ippodromo di Palermo. Russo e Marchese sono indagati per estorsione. Avrebbero costretto, su mandato dell'amministratore delegato, 2 professionisti a rinunciare ai soldi delle parcelle che vantavano dalla società. E la Commissione parlamentare antimafia ha chiesto tutti gli atti riguardanti le inchieste di Bari, Torino e Palermo, 3 inchieste che riguardano, con vicende differenti, la compravendita di voti elettorali o voti di scambio. E veniamo all'emergenza idrica. La Regione ha varato una cabina di regia per fronteggiare la crisi, autobotti e nuovi pozzi tra le misure che verranno adottate. Maglio Viola. Una cabina di regia per far fronte all'emergenza idrica in Sicilia è stata istituita dalla giunta di governo presieduta da Renato Schifani. La struttura avrà il compito di individuare gli interventi più urgenti per mitigare gli effetti della crisi e sarà guidata dallo stesso Schifani e coordinata dal capo della protezione civile Salvo Cocina. Ne fanno parte i dirigenti generali dei dipartimenti regionali tecnico, acqua e rifiuti e autorità di bacino idrogeologico, l'avvocato generale della regione ed esperti delle università di Palermo e Catania. Gli assessori all'agricoltura, all'energia e alle infrastrutture parteciperanno liberamente alle riunioni della struttura che si insedierà domani pomeriggio a Palazzo d'Orleans. Intanto proseguono le interlocuzioni tra la protezione civile regionale e quella nazionale per la dichiarazione dello stato di emergenza. Il capo del Dipartimento Nazionale, Fabrizio Curcio, ha già riscontrato la richiesta avanzata qualche giorno fa dal governo Schifani. Sulla scorta di precedenti che hanno visto coinvolte altre regioni, la protezione civile nazionale ha già indicato gli interventi immediatamente finanziabili per far fronte al contesto emergenziale estivo. Si va dai piani di distribuzione callo autobotti agli impianti di
di pompaggio supplementari, dalla rigenerazione dei pozzi alla realizzazione di nuovi pozzi e sorgenti, dagli interventi sulla rete idrica a dissalatori e potabilizzatori portatili. È stata chiesta da Roma ulteriore documentazione e convocata un'apposita riunione tecnica tra gli uffici romani e palermitani che si terrà giovedì mattina in videoconferenza. Oltre che sul piano tecnico, le interlocuzioni sono state avviate anche su quello politico. Il presidente Schifani ha telefonato stamattina al ministro della Protezione Civile Nello Musumeci. E a Giardini Naxos alcuni quartieri sono da 3 mesi senza acqua. Giardini è uno dei 100 comuni con l'acqua razionata e si temono ricadute sul turismo. Roberta Lunghi. Fare la doccia o lavare la biancheria, un lusso per gli abitanti di Giardini Naxos nel Messinese, che fanno i conti con la carenza idrica da 3 mesi, con una situazione progressivamente aggravatasi per l'assenza delle piogge. Ci sono oltre 200 famiglie del quartiere Ortogrande disperate. Siamo disperati, non sappiamo più a chi rivolgerci, perché questa situazione dell'acqua nel nostro quartiere è diventata insostenibile. Io stessa devo bollire l'acqua delle bottiglie per lavare il biberon dei miei figli, madre di 2 bambini che non riesco più a fare lavatrici, non posso fare le docce come Dio comanda, nessuno ci dà una risposta. I residenti hanno avviato una raccolta di firme, ma lamentano di non essere stati mai ricevuti dal primo cittadino e di non riuscire a ottenere informazioni dall'acquedotto. Giardini è solo un tassello del mosaico fatto da 1 milione di siciliani, sottoposto a piano di razionamento con riduzione forzata di forniture d'acqua potabile fino al 45% in 93 comuni delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo e Trapani. Federalberghi, che comunque non segnala al momento disdette nelle strutture, guarda con preoccupazione all'ipotesi che i turisti possano essere coinvolti nel razionamento idrico. Il tema della siccità è un tema importante, ma non può diventare un ulteriore boomerang anche come danno di immagine per la stagione turistica che si presenta molto buona. Per Schifani, i turisti che verranno in Sicilia non rischiano, perché l'isola del comparto ricettivo si prepara a fronteggiare la grande sete. Non solo le grandi catene, ma anche i bed and breakfast, le case vacanza, i bar e i ristoranti. L'assessorato regionale all'economia ha pubblicato intanto il decreto che disciplina l'accesso ai contributi straordinari della regione siciliana per i danni dovuti ad un'altra emergenza, l'emergenza incendi dell'estate scorsa. Si tratta di uno stanziamento di quasi 3 milioni di euro riservato a quei cittadini che hanno subito danni al proprio patrimonio immobiliare e mobiliare a causa appunto dell'eccezionale ondata di calore dello scorso anno. Ogni contributo potrà arrivare fino a 50.000 euro nel caso di danni alla prima casa, ma anche le abitazioni diverse dalla prima casa potranno comunque beneficiare di ristori. A Catania 2 le piazze di spaccio gestite dal clan Arena nel quartiere Librino. Oggi l'operazione della polizia, 31 le misure cautelari. Gli affiliati che non rendevano abbastanza venivano minacciati di ritorsioni anche nei confronti dei loro familiari. Giusy Lazzara. Un via vai a tutte le ore del giorno, lo vediamo in queste immagini della polizia. Siamo in viale Moncada 13 nel quartiere di Librino a Catania. C'è persino chi uscendo nasconde la droga nella maglietta. Le piazze di spaccio sono 2, una di fronte all'altra per coprire H24 la vendita di cocaina, crack, skunk, la marijuana potenziata. Oggi il blitz, terzo capitolo della polizia con 31 misure cautelari, 23 in carcere per associazione mafiosa e traffico di stupefacenti. A gestire con un controllo violento del territorio il clan Arena, cellula che si era resa indipendente dal clan Nizza vicino ai Santa Paola. Massimiliano Arena dal carcere con il cellulare dava ordine e decideva chi tra le vedette e i pusher andava bene e chi doveva essere punito. Tanto da minacciare in un caso di sfrattare da casa la madre di un affiliato. Ed è tipico delle associazioni mafiose e delle organizzazioni mafiose muoversi in questa maniera, cioè fare dell'intimidazione è uno dei modi attraverso cui sostanzialmente assoggettare tutti coloro che vivono all'interno di un determinato contesto. 2 le donne coinvolte. Una metteva a disposizione la sua casa nello stabile di Viale Moncada per confezionare la droga e l'altra gestiva la cassa a fine giornata. Per comprare la droga gli Arena si rivolgevano al clan Bonaccorsi Cappello, ma esisteva un patto tacito che permetteva di rifornirsi anche da altre famiglie al miglior prezzo. Una parte deve essere ovviamente acquistata nell'ambito dell'organizzazione di riferimento, ma poi c'è una certa libertà anche per avere prezzi migliori e riuscire a spuntare anche un guadagno maggiore. Sequestrate anche armi da guerra.
La cocaina rosa, considerata la droga dei ricchi per il suo alto costo, arriva anche in Sicilia, un mix di droghe che può portare anche alla morte. Vediamo il servizio. Cocaina rosa o Tusi, il prodotto non cambia. È una droga molto pericolosa che si sta diffondendo sempre più anche in Italia. A Caltagirone, nel Catanese, i finanzieri l'hanno trovata ad un ragazzo mentre era in auto con i genitori, ignari di tutto ciò. Nell'ultimo anno in Italia ci sono stati parecchi sequestri di cocaina rosa. Sintetizzata per la prima volta nel 1974, si tratta di un mix di sostanze stupefacenti. L'esatta composizione però non è del tutto nota. Quello che è certo è il colore, rosa. È una miscela normalmente di 3,4 metilendiossimetanfetamina, cioè l'ecstasy, un derivato anfetaminico, e un derivato fenetilamminico, il 2CB. Qualche volta c'è invece l'ecstasy insieme alla chetamina. Allucinazioni, angoscia e sbalzi d'umore sono soltanto alcuni dei sintomi provocati. Una droga che può portare alla morte. Chiamata cocaina rosa perché gli effetti mimano quelli della cocaina. In realtà si tratta di due stimolanti che possono essere venduti a un prezzo più basso. Si tratta chiaramente di una miscela pericolosa. Noi sappiamo che sia di MDMA sia di chetamina da soli si può morire. È la droga dei salotti buoni. Una dose può costare fino a 400 euro, ma il prezzo non frena i giovanissimi. Va di moda anche tra di loro, la generazione Z. In viaggio dalla Colombia a Caltagirone, in provincia di Catania, per essere avviate alla prostituzione. Scoperto un traffico gestito da 2 donne colombiane. I clienti li chiamavano Mi Amor. Sentiamo Roberta Lunghi. I clienti li chiamavano Mi Amor e dall'appellativo usato dalle vittime arrivate in Sicilia dal Sud America ha preso il nome l'ultima operazione dei carabinieri di Catania, che ha portato alla luce l'attività di un gruppo criminale capace di reclutare donne tra 25 e 40 anni provenienti dalla Colombia da avviare alla prostituzione. 3 gli arrestati tra le 9 misure cautelari emesse nelle province di Catania, Agrigento e Messina, con le accuse di associazione a delinquere, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. A capo dell'associazione c'erano 2 donne colombiane, una delle quali condotta in carcere mentre l'altra è irreperibile. Insieme agli altri indagati, tutti italiani, avrebbero curato ogni aspetto dell'attività. Si preoccupavano di spostare le ragazze dall'aeroporto alla città di Caltagirone, ma anche accompagnarle a fare spesa, pagamento di bollette o ricariche telefoniche. Il tutto dietro compenso. Le vittime giunte all'aeroporto di Catania sarebbero state condotte in 2 vere e proprie case di appuntamento nel centro di Caltagirone. La permanenza nel comune del Catanese poteva durare per le ragazze solo 1 settimana, prima di essere dirottate in altri centri dell'isola. Importante il flusso di clienti e di relativi guadagni illeciti. Le prostitute, infatti, oltre a dover cedere parte dei loro ricavi, sarebbero state costrette a versare giornalmente all'organizzazione una tassa tra i 50 e i 100 euro, che sarebbe servita anche da canone per l'alloggio. Vi abbiamo dato conto della preoccupazione dei messinesi interessati dagli espropri in vista del ponte. L'altra faccia sono i 7.000 posti di lavoro e formazione professionale di almeno 1 migliaio di siciliani per realizzare grandi opere infrastrutturali propedeutiche a questa opera. Ci dice tutto Manlio Viola. Il ponte sullo Stretto spinge verso tutte le altre dall'Ansa. infrastrutture in Sicilia per la Sicilia. La Ok. realizzazione della grande opera, forse la più contestata della storia italiana insieme alla TAV, porta a progetti di infrastrutturazione secondaria. Sono 7.000 i posti di lavoro stimati necessari nel complesso per realizzare i grandi progetti che WeBuild ha in corso in Sicilia, con 1.700 persone già oggi impegnate nei cantieri, tra diretti e indiretti. Obiettivo del gruppo all'opera sugli 8 progetti affidati da RFI e ANAS è contribuire a rivoluzionare la mobilità sostenibile dell'isola nei prossimi anni, in particolare sulla direttrice Palermo-Catania-Messina, creando un parallelo sviluppo e lavoro specializzato con una formazione professionale specifica realizzata in collaborazione con la regione siciliana. 8 gli assi di attività. Innanzitutto Cantiere Lavoro Italia. Si tratta di un programma di formazione per creare le professionalità necessarie ai cantieri WeBuild. 500 i siciliani già coinvolti, che rappresentano il 40% delle persone formate in tutta Italia nel centro avanzato di addestramento
stabilimento di Belpasso. Sempre a Belpasso è attivo Roboplant, lo stabilimento destinato alla produzione automatizzata di conci in calcestruzzo da utilizzare per i rivestimenti delle gallerie delle linee ferroviarie. Fra le opere in stato più avanzato poi c'è la Taormina Giampilieri della linea ferroviaria ad alta capacità Messina-Catania, dove sono partiti gli scavi della galleria Sciglio con la grande talpa TMB Igea. Al 75% di avanzamento invece i lavori sulla tratta Bicocca-Catena Nuova, mentre a maggio verrà consegnata la prima tratta completa con circa 12 km di binari da Catena Nuova a Sferro. E se sono 1750 i nuovi lavoratori per il ponte sullo Stretto, altrettanti se ne perdono, lo dice in una nota il Comitato Cittadino Messinese invece del ponte. In più, sostiene la nota, i posti persi sarebbero a tempo determinato contro un contratto per i nuovi che può contare su un finanziamento ad 8 anni. Arriva la stangata di primavera, dopo 6 mesi di tregua tornano a salire i prezzi dei carburanti. Oggi un pieno costa 7 euro in più rispetto all'inizio dell'anno. Tonino De Mana. Dopo 6 mesi di tregua tornano ad impennarsi i prezzi dei carburanti, con la benzina che raggiunge al self 1,91 al litro, il massimo dal 19 ottobre. Non è certo una buona notizia per gli automobilisti, con un'ondata di rincari che, inevitabilmente, peserà in occasione dei prossimi ponti del 25 aprile e 1 maggio. Il Codacons calcola che il pieno costa già 7 euro in più rispetto ad inizio anno, circostanza che non è sfuggita agli utenti della strada. Io l'ho appena fatta e ho notato un grosso aumento della benzina. Addirittura 7 euro in più rispetto all'inizio dell'anno? Sì, assolutamente sì. Ma questo è un grosso problema, a discapito nostro ovviamente, del popolo. Tutto questo è assurdo. Io già ho una spesa media di 400 euro al mese. Ma perché aumenta la benzina? La risposta è di Ivan Calabrese, presidente Figis. Adesso anche l'OPEC, che è l'organizzazione dei maggiori produttori di petrolio al mondo, tra cui fanno parte anche la Russia, che è il maggiore esportatore di petrolio in Europa, ha annunciato un taglio drastico della produzione di petrolio. A questo si aggiunge anche che ci si aspetta una ripresa dell'economia di Stati Uniti e Cina, che avranno una maggiore richiesta di petrolio e prodotti raffinati. Tutto questo farà sì che ci sarà minor petrolio e prodotti raffinati disponibili sul mercato. L'opposizione scende in campo e fa pressing sul governo Meloni, chiedendo di tagliare subito le accise. Tra il serio e il faceto, questa automobilista propone la sua soluzione. Dobbiamo posare tutte le macchine, così stringiamo un po' le cose. Lasciamola a casa, se siamo d'accordo tutti. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco. Di nuovo in studio con il grido d'allarme dei costruttori di Ragusa. Le nuove regole sul super bonus e i ritardi dei pagamenti rischiano di mettere in ginocchio le imprese. Laura Curella. L'ennesima modifica all'iter che regola il superbonus acuisce la crisi del comparto edile. Ance Ragusa parla di schizofrenia normativa e chiede al governo una politica industriale stabile per il comparto. Ci sentiamo sotto assedio, nel senso che il nostro settore sta vivendo un attacco da più parti. L'ultimo decreto che è stato emanato il venerdì santo ci sembra più un decreto della crocefissione, perché l'ennesima modifica ad un decreto legge, dal decreto legge 34/2020, che ha subito 50 modifiche nel corso della sua stesura. Questo non ci permette di avere una attività programmatica economica che ci possa dare continuità nell'attività lavorativa. Sul versante dei contratti pubblici, ANCE evidenzia il problema del forte rallentamento della liquidazione delle somme del decreto legge aiuti per le opere non PNRR. Siamo fermi al secondo semestre del 2022 e non vediamo il pagamento al passo con le esigenze delle imprese. Per il settore delle costruzioni, ANCE Ragusa prevede un calo del 10% rispetto all'anno precedente. La fine della cessione del credito, il ridimensionamento e l'assenza di una politica di incentivi per l'efficientamento energetico e sismico degli edifici porteranno a un crollo del 30% del mercato della riqualificazione abitativa e del 10% delle nuove costruzioni. Ad Agrigento, nella giornata della consapevolezza sull'autismo, passeggiata nella Valle dei Templi. Davide Sardo.
Invasione allegra e gioiosa nella Valle dei Templi di Agrigento. Un migliaio di bambini e giovani studenti, accompagnati dai docenti, hanno partecipato alla passeggiata intitolata Autismo in Valle, lungo la via sacra tra il Tempio di Giunone e i ruderi del Tempio di Giove. L'iniziativa, promossa dall'azienda sanitaria provinciale, ha inteso sensibilizzare sul tema dell'autismo, coinvolte anche le associazioni del territorio. In testa al corteo i rappresentanti delle istituzioni. Come numeri noi abbiamo 650 minori circa e 50 adulti. Negli ultimi 2 anni veramente abbiamo dato una buona risposta ai bisogni di salute dei soggetti con disturbo dello spettro dell'autismo e possiamo dirci che alla fin fine stiamo veramente abbattendo le liste di attesa. Mette allegria vedere tutte queste persone vicine ai loro compagni, per esempio i bambini, ai loro compagni con più difficoltà, che poi anche il concetto di difficoltà forse va un po' rivisto. Noi tendiamo a valutare le persone nella misura in cui possano svolgere delle funzioni. Ecco, forse non è questo il metro giusto di valutazione. La manifestazione, a carattere educativo, ha riscosso successo verso l'obiettivo dell'inclusione sociale e lavorativa delle persone affette da autismo, contro pregiudizi e discriminazioni. Ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi torniamo con la pagina sportiva per raccontarvi il rischio play-out per il Catania. Siamo al calcio con il paradosso Catania che dopo aver vinto la Coppa Italia vive adesso nell'angoscia dei play-out. Il vicepresidente Grella si rivolge ai tifosi, con loro sugli spalti siamo più forti. Tonino De Mano. In qualunque modo andrà a finire la stagione, di sicuro l'annata 2023-2024 passerà alla storia. Il Catania e i suoi tifosi la ricorderanno per la storica vittoria della Coppa Italia di Serie C, primo trofeo nazionale messo in bacheca, e per le tribolazioni di un campionato che doveva essere di vertice ma che invece si sta trasformando in un calvario con 16 sconfitte su 35 gare disputate. L'ultima è maturata sul campo della Virtus Francavilla, squadra non certo trascendentale che la settimana prima aveva addirittura perso contro il Brindisi, Cenerentola del campionato, e con un piede e mezzo in Serie D. È un Catania dalla doppia personalità che ora deve ritrovarsi. È ancora artefice del proprio destino, come ha detto Zeoli nel post gara, ma sa che adesso non può più sbagliare, a partire dal derby di domenica sera al Massimino contro il Messina. È la partita più importante della stagione, ha detto il vicepresidente Vincenzo Grella sul sito ufficiale della società. Questo è un momento delicato, perciò mi rivolgo con la massima sincerità a tutti quelli che amano il Catania. Con la loro presenza in massa sugli spalti e infondendo coraggio in ogni secondo della gara ai nostri giocatori, ha ribadito Grella, li renderanno certamente più forti. Catania, il ritiro da venerdì, quando inizierà il conto alla rovescia per un derby che vale non solo per il campanile, ma per l'intero campionato. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.